buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni Toons, dedicata quindi ai cartoni animati, ai fumetti, alle riviste e chi più ne ha più ne metta. Allora, siamo pronti per sfogliare un nuovo numero di uno speciale collegato direttamente con Anime Cult, la rivista edita da Sprea Editori. Ok? Buongiorno a tutti, sono le ore 11:56, se non leggo male, di questo lunedì 21 agosto 2023. È quasi l'ora di pranzo, purtroppo voi sapete che io inizio le mie live nelle ore più disparate, più strane, proprio perché appena ho quella mezz'ora, tre quarti d'ora, alle volte anche un'ora di tempo, subito la impiego. Tant'è vero che questa live sarebbe dovuta andare in onda ieri, ma ieri non ho trovato il tempo e quindi è slittata ad oggi. Ok, come vedete qui sono rimaste pochissime audiocassette, vedete anche la mia maglietta, guardate, opla. Quindi sapete che collegamento c'è tra la matita e la cassetta, la audiocassetta. Chi è della mia età, grazie mille del pollicione. Aspetta che ho questa sedia che ha qualche problema. Ok, risolto. C'aveva il blocco sulla seduta. Quindi old school, cassette, mixed by Harry. Ma questa live non parleremo di musica, non parleremo di audiocassette, di CD audio, di vinili, di mixer, ma parleremo, scusate che io intanto che vi spiego mi vado ad aprire la live anche su Twitch per vedere se eventualmente c'è qualche commento anche lì, ok? Perché siamo in live, ve lo ricordo, sia su Twitch che su Facebook che su YouTube, ok? Eh sì, ogni volta io tra l'altro usavo le BIC, non usavo le matite. Comunque le BIC si adattavano perfettamente al centro qui, la BIC quella classica, quella trasparente. Adesso qui non ho neanche una BIC, pensa un po', forse se apro qualche cassetto ne esce fuori qualcuna. Vabbè, questa è una penna normale, ma no. Ecco, pure con la penna normale si poteva fare per avvolgere le cassette. Questa è una penna pubblicitaria, pensate, di quando io avevo Morena Computer, vedete? Questo è il logo del mio vecchio negozio di computer chiuso nel 2014. Guardate che bello che era. E tra l'altro lo sfondo era proprio del colore della penna. Vedete? Assistenza vendita, stampa, gadget, eccetera. E si chiamava Morena Computer. Vedete? Grazie a questa telecamera che mette a fuoco. Ah, qui ovviamente se vado a pescare a sto cassetto escono pure le penne originali della Ericsson dove io lavoravo. Vedete? Customer Training Center Ericsson. E questa è una penna multicolore, vedete? Va bene, non è questo di cui voglio parlare e non è neanche di queste qua, di queste cassettine. Andiamo a vedere quindi come mio solito, andiamo a vedere gli altri numeri speciali di Anime Cult che fanno parte della serie Enciclopedia degli anime, diciamo così. Il primo numero che fecero uscire, con bellissima questa scritta a specchio che riflette la luce, vedete? Enciclopedia degli anime, robot giapponesi, e ovviamente qui si parlava di Daltanius, Titan 3, Goldrake, Baldios, Mazinga Z, Jetta Robot, Trader G7, il grandissimo Gundam, Evangelion, e poi c'è sta pure questo Astro Boy, piccolo ma simpatico, tra il bene e il male lui non sa che cosa fare, più che un robot sembra un bimbo come noi. E questa era la quarta di copertina, come mio solito vi faccio vedere anche la quarta di copertina, questa volta con una videocamera che rende molto meglio i colori rispetto a quella che avevo prima, ok? Quindi questo era tutto un numero dedicato ai robottoni Gaiking. Guardate,
ma bellissimi, I robot tra l'altro sono tutti quanti belli, non c'è niente da fare. Vediamo, ah beh, questo era Daltanius con tutti i suoi personaggi. Vabbè, non mi voglio perdere perché sennò poi la live va troppo avanti e diventa troppo lunga. Guardate qui che c'ho, guardate qui che c'ho. No, 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 non parliamo di altre cose. Allora, il secondo speciale è un anime dossier e fu un dossier su Sailor Moon. Vedete, questa volta qui non è argentato, ma è dorata la scritta, tutto, anche quella sotto. Vedete che riflette, diciamo, la luce? Quindi è una scritta a specchio dorata, ok? E questo è l'anime dossier dedicato a Sailor Moon, ma non solo, perché come vedete qui sotto si parla anche di Pesca la tua carta Sakura, Magic Knight Rayart, Wedding Peach, Cudiani, insomma tanti altri anime che hanno, diciamo, caratterizzato il filone Sailor Moon, ok? Che si sono sviluppati praticamente insieme a Sailor Moon. Andiamo a vedere anche come sempre la quarta di copertina, sempre per ricordare questi. Penso che se li ordinate sul sito di Sprea Editori, forse li trovate ancora questi arretrati, Molto, molto belle queste riviste, io ve le consiglio vivamente. E siamo arrivati a vedere la copertina e tutta la rivista di Enciclopedia degli Anime. E qui c'è scritto il club delle maghette, ovviamente questo è argentato a specchio, ok? E guardate che bella che è la copertina è qualcosa di spettacolare, veramente da applauso, un collage bellissimo dove vediamo al centro Crimi e Yu, circondata poi da tutte le altre maghette come l'Allabel, Bia la sfida della magia, Magica Amy, Lulu l'angelo tra i fiori, Gigi, Sandy dai mille colori, tutte ci stanno praticamente. La Allabel, insomma tante maghette, perché il club delle maghette ha dominato la scena di questo tipo di anime, di cartoni animati. All'epoca noi li chiamavamo cartoni animati. Fatemi, salve Vincenzo, salve Mirko, salutiamo chi è collegato, come giusto che sia. Benvenuti Vincenzo, benvenuti Mirko. E stiamo sfogliando appunto questo speciale di anime cult che si chiama Enciclopedia degli Anime, il club delle maghette. Ok, questa è la quarta di copertina, che la andiamo a vedere subito. A me piace tantissimo questa immagine, ve la faccio vedere più da vicino, tanto questa è una quarta di copertina e le quarte di copertina servono proprio per fare pubblicità. Vediamo se riesce questa videocamera a mettere a fuoco, non mi pare. Facciamogliela focalizzare, ok, perfetto, ve la avvicino piano piano perché è degna di no. Questa è proprio un'immagine bellissima, a me piace tantissimo. Guardate che bella questa immagine di Yu Crimi con Posi e Nega, i suoi due gattini. Ok? Allora, senza andare troppo per le lunghe, che già sono 11 minuti di live. Allora, in seconda di copertina c'è ovviamente la pubblicità ad Anime Cult. Ok? Quindi vi invitano ad andare a prendere in edicola Anime Cult, ovviamente lo trovate anche sul loro sito. Ok? E poi qui c'è l'editoriale. Davide Castellazzi, buon incantesimo a tutti. Questo è l'editoriale fatto molto bene. Come vedete, Yu e Crimi la fanno da padrone in questa rivista. Ci tengo a dire una cosa, io non l'ho ancora sfogliata, non ho avuto tempo e la sfoglio sempre insieme a voi, come faccio sempre, perché io in casa ho sempre 2000 cose da fare e quindi non c'ho mai tempo. Questa l'ho comprata insieme alla rivista, quella dedicata a Mario, a questa qui, l'ho presa insieme, quindi sono diversi giorni che ce l'ho, però non avevo ancora avuto tempo neanche di aprirla, ok? Ed ecco un bel sommario fatto molto bene, pieno di tante immagini, pieno di tutte le maghette, maghe e maghette, tra cui si vede anche Sailor Moon, c'è qui dove c'ho il dito Cibernella, vedete, ce ne stanno tante di maghette.
quindi si preannuncia un numero, come tutti quelli che l'hanno preceduto, denso di contenuti. La qualità della stampa fino adesso non c'è niente da dire, colori perfetti, carta bellissima al tatto, vedete? Per farvi capire i colori come vengono resi, vi voglio far vedere questa immagine che è coloratissima. Guardate com'è resa. Cioè, guardate che sì, sembra facile fare una rivista, ma andate a cercare delle immagini ad altissima risoluzione da poter poi stampare, e quando le stampate vengono stampate con questa qualità. Non è facile, assolutamente. Poi andare a prendere tutte queste informazioni. Vedete, qui già si parla la prima Majocco. Vedete? Selli, la maga Selli, troppo forte. Quindi Selli, la prima Majocco, prima, nella pagina prima, che è il fantastico mondo delle Majocco. Ok, queste quindi le faceva vedere tutte quante, anche le Witch hanno nominato. E poi Selli la maga arriva volando la prima Majocco. Già ve l'ho fatta vedere questa pagina, bellissima. Andiamo avanti e andiamo a sfogliare. Sempre a Selli la maga dedicate anche le successive due pagine. Bellissima anche questa immagine, molto molto bella, coloratissima, sfumatissima, bellissima. Poi Stilli o Akko-chan, perché questo è Stilli e lo specchio magico. Prendi lo specchio magico, fragile mitologico, una maghetta allo specchio. Vedete? Simbolo di bellezza e di vanità. Se specchierai l'una. Vabbè. Quindi sempre pagine successive dedicate sempre a Stilli e lo specchio magico. Vedete? Ma guardate com'è colorata, com'è piena di immagini questa. Salve Zolex, benvenuto Zolex, salutiamo tutti quanti quelli che si connettono, grazie di essere qui con me a un orario un po' strano, Sono già a mezzogiorno e 8 minuti di questo 21 agosto 2023, siamo in live e stiamo sfogliando questo numero speciale di Anime Cult. Ok? Allora, quasi una Majocco di Osamu Tezuka, i bonbon magici di Lilli. Un bonbon è una magia e Stilli ha molta fantasia. Un bonbon e tu diventi un elefante. Vabbè, non so cantare, però le parole ancora me le ricordo di tutte queste sigle. Vi ricordo di seguirmi anche su TikTok, Reni_J. Su TikTok sto pubblicando centinaia di sigle, ma centinaia. Adesso sto pubblicando un po' quelle di Cristina D'Avena, però subito prima troverete oltre 150 sigle di I Cavalieri del Re, di i Super Robots e via così, e via dicendo. Quasi una Majocco di Osamu Tezuka, i bonbon magici di Lilli. Vediamo qua. All'origine delle Majocco. Vedete, vita da strega. Vedete? Qualcuno mi ha scritto, ma qui si parla di Cibernella, una Majocco non del tutto umana. Gira la rotella, guarda, vola fin lassù. Questa è Cibernella. Questa tutti l'abbiamo vista, almeno quelli dell'epoca mia, tutti hanno visto Cibernella. Via la sfida delle magie, sexy maghetta. Questa era una sexy maghetta, diciamo così, sì, un cartone animato diverso dagli altri, se vogliamo così dire, Bia, bie, babe, bie, i, babe, bi, bie, o, babe, bi, bo, bie, u, bu, babe, bi, bo, bu. E c'era anche l'album, c'è il disco sul lato B, c'aveva l'alfabeto di Bia ed era una griglia su cui uno doveva scrivere poi tutte le coppie di lettere che facevano parte poi della canzone. Bellissimo, ce l'ho io quel 45 giri. Bia, bie, babe, bie, i, babe, bi, ce a, ce, ca, ce, ci, e, i, ca, ce, ci. Capito come? Era così. Intervista a Giancarlo Malagutti.
un disegnatore per Bia. Bia, andiamo avanti, non ci fermiamo mai, sempre continua l'intervista. Giancarlo Malagutti, vedete l'intervista, bellissimo, bellissima questo speciale, è qualcosa di spettacolare. Ho anche il 45 giri che qui è riportata l'immagine, è un cartone animato che io ho adorato quando ero piccolino, una Magiocco tra i fiori, la bellissima Lulù, l'angelo tra i fiori, con quel cane magia e col gatto follia in allegra compagnia. Dolce, dolce Lulu, mondo biondo Lulu. Eccolo qua, Rocking Horse, che poi sarebbero i super robot, cantavano la sigla di Lulu, l'angelo tra i fiori. Ok? Benvenuta Lulu, tra i fiori Lulu, dolce angelo sei tu, con quel gatto follia e col cane magia, in allegra compagnia. Continua, continua diciamo, lo speciale dedicato a Lulu, l'angelo tra i fiori. Ok, andiamo avanti, vediamo qui di chi si parla. Oh, la belle. Ah, la belle. Ah, vedete, io non ho bisogno neanche delle basi, delle cose, vedete? L'Allabel, le conosco tutte quante a memoria queste sigle, bellissime, e ovviamente anche i cartoni animati, anime, come li volete chiamare. Vedete? Ovviamente uno qualsiasi di questo anime, di questo cartone animato, si portava dietro un sacco di merchandising, vedete? Bambole, bambolotti, diciamo bacchette magiche, tutto ciò che riguardava il cartone animato veniva poi prodotto in forma di merchandising. Oh, Gigi, la prima maghetta a diventare adulta. Gigi, oh Gigi, a 12 anni il nasino all'insù. Gigi, oh Gigi. Vabbè, a 13 anni, ora 12 anni, boh, 13 anni il nasino, forse era 13. Confondo un po' le parole, comincia ovviamente la memoria. Poi ovviamente è stata pure ridisegnata, rifatta e... Ok, Renzi una strega è simpatica e carina, è una bambolina, oh Renzi Re, non si direbbe in giro che al papa vampiro, oh Renzi Re. Ogni tanto sfarfalla un po' lo schermo, ma penso che sia un problema di USB. Eccolo, qui sempre Renzi la strega, vedete? Sempre dedicato a Renzi la strega, bellissimo, bellissimo, anche l'articolo dedicato a Renzi la strega. E qui siamo arrivati al mio anime preferito, al mio cartone animato preferito, al mio manga preferito, al mio fumetto preferito, le musiche originali preferite, le musiche, canzoni cantate da Cristina D'Avena preferite, tutto preferito. Mi riferisco all'incantevole Crimi. Quando le maghette diventano idol. L'incantevole Crimi è qualcosa di spettacolare, piace anche a mia figlia, piace anche a mia moglie. Ovviamente qui abbiamo il gatto che si chiama Posi, in onore di Posi e Nega. Vedete? Penso che si dovrebbe sentire ancora l'audio, non so, spero di sì. Guardate che bello questo articolo su You e su Crimi, l'incantevole Crimi, che tra l'altro proprio quest'anno ha fatto il 40° anniversario. Io sono andato a Romix quando fecero il 35° anniversario, ci fu un Romix speciale dedicato proprio a Crimi. Una Magiocco di carta, i manga di Crimi Mami. Vedete? Crimi Mami. Na, na, na.
Pampulu, pimpulu, palim pam pum. Pimpulu, pampulu, palim pam pum. Crimi mami, i gadget della maghetta. Crimi mami, crimi mami. Questi sono tutti il merchandising, i gadget di Crimi Mami. Andiamo avanti, passiamo adesso a un'altra maghetta che ebbe sempre un grandioso successo in Italia, sempre all'interno del contenitore Bim Bum Bam. Evelyn e la magia di un sogno d'amore, il ritorno dello studio Pierrot. Bellissima anche questa, lei che veniva dall'Australia se non mi ricordo male. Evelyn, la magia che hai tu, Evelyn. Andiamo avanti e si prosegue con un altro grandioso successo all'interno di Bim Bum Bam, che era Magica Magica Amy, un'altra magiocco dello studio Pierrot, quando Amy si trasformava in May e May si trasformava in Amy. E qui vediamo proprio il primo fotogramma della sigla, vedete? Magica Magica Amy, Magica Magica Amy, e gira e spera, spera, quel che vuoi si avvera. Vedete? E vi devo far vedere anche quest'altra, se vi ho fatto vedere quella. Guardate questa che spettacolo. Se riesco a metterla a fuoco. Non ci riesco, vabbè. Purtroppo qui la luce è infame e senza la luce giusta la videocamera non funziona correttamente. Proseguiamo e andando avanti negli anni anche questa ebbe un discreto successo. Stiamo parlando di Sandy dai mille colori, tittu, mille colori dei fiori, tittu, con i fiori. Tutti i cuori gioiranno insieme a te. E questa è Sandy dai mille colori, una magiocco disegnatrice. Kiki consegna a domicilio dal romanzo al cinema. Guardate che bello pure questo. Sono tanti ricordi in una sola rivista, ve la consiglio vivamente, è veramente uno speciale pieno di informazioni. Vedete, Hayao Miyazaki, ovviamente si parla di lui, dei suoi disegni, dei suoi capolavori, e quindi questa è bellissima, questa immagine qua è qualcosa di spettacolare. Andate a prendervi la rivista. Gatti e streghe, le mascotte delle Magiocco. Noi sappiamo che come Crimi c'aveva Posi e Nega, ognuna aveva, diciamo, la propria mascotte, chiamiamola così, un animaletto se vogliamo, che gli teneva compagnia, ed era una specie di grillo parlante per Pinocchio. Queste mascotte arrivano spesso a consigliare le protagoniste di questi cartoni. Siamo arrivate a Magiocco Combattenti. Arriva la grandissima Sailor Moon. C'ha talmente tante sigle sto cartone animato, una più bella dell'altra, cantate dalla nostra italianissima Cristina D'Avena. Bellissime le sigle di Sailor Moon, di tutte le varie serie di quest'anime. Esiste anche il manga di Sailor Moon, il fumetto, quindi diciamo che c'è tanto materiale su Sailor Moon, la combattente che veste alla marinaretta. Ok, guardate, qui si fa, questa è Sailor Chibiusa, vedete? Guardate che tanto materiale messo qui, Ed ecco Sailor Moon in Italia, anime, manga, psicologi e censure. Ovviamente è anche stato parecchio censurato questo cartone animato quando arrivò in Italia. È ancora l'epoca di Alessandra Valeri Manera, quindi diciamo c'erano ancora diverse censure, le cose originali ancora non avevano preso piede,
quando arrivò in Italia Sailor Moon ancora non c'erano tutti i canali digitali di cui siamo abituati ad usufruire al giorno d'oggi. Adesso dovunque vai è pienissimo di nuovi emittenti in digitale che trasmettono decine di canali e ogni canale è dedicato a un argomento, quindi è facilissimo trovare anche roba originale non censurata, magari sottotitolata, quello che vi pare. Ok? Oggetti magici, dalle bacchette agli specchietti. Vedete? Lo specchietto di Lulù l'angelo tra i fiori. Play, play, play. Poi c'è sta la bacchetta di Crimi, c'è un po' di tutto, la bacchetta di Selly, la bacchetta di Evelyn, che erano un po' tutte diverse. Andate a prendere questo volume, questa rivista, e ci sono un po' tutte quante le bacchette. Vedete, c'è pure la bacchetta di Pesca la tua carta Sakura, bellissima anche quella. Allora, una principessa, una sosia terrestre e un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare. Qui cominciamo ad arrivare, diciamo, ci avviciniamo sempre di più agli anni 2000, ok? Bellissimo, vedi? Hime-chan del 2000. Miracle Girls e un po' di magia per Terry e Maggie. Vedete? È un po' magia per Terry e Maggie. E queste sono sempre state proposte. Vedete, usciva su Amici e io questa collezione Amici ce l'ho tutta. Ok, Miracle Girls e Amici. Miracle Girls è il titolo originale di Un po' di magia per Terry e Maggie. Ok? Saintel prestigiatrice, vedi le avventure di una ladra onesta. Allora, in Italia fu trasmessa nel 1997, proprio vicinissima, vicinissima all'anno 2000. Una ragazza come le altre. Lisa e Seiya. Vedete, questa è bellissima. Lisa e Seiya era qualcosa. No, mi stavo leggendo un trafiletto bello, bello. Anche Lisa e Seiya ha avuto un grande successo. E siamo arrivati poi a Pesca la tua carta Sakura, che poi ebbe pure un seguito. Sakura, la partita non è finita. E quindi Pesca la tua carta Sakura. Bellissimo anche questo cartone. E qui cominciamo proprio perché poi piano piano che andiamo avanti la produzione è cominciata a aumentare, aumentare, aumentare con diciamo l'avvento dei computer sempre più veloci in grado di aiutare gli animatori nella produzione di un anime o di un manga. La produzione è cominciata a aumentare vertiginosamente e quindi vedete qui si parla di Leclamp, di Ray Art, cominciamo a correre, correre sempre di più fino ad arrivare ai giorni nostri che non ce la facciamo a stare dietro all'enorme produzione audiovisiva che c'è al giorno d'oggi tra OAV, serie TV, quindi anime in serie, manga, film a cartoni animati, tanto materiale che quasi non basta una vita per vederlo tutto. Vedi, c'è una idol nel tuo futuro, Fancy Lala. Fancy Lala, un altro grandioso successo degli anni 2000. Vedete, poi Fancy Lala uscì anche il manga, questo ve lo posso far vedere, fa vedere la copertina del manga di Fancy Lala. Ok? Ok, andiamo avanti, qui parla l'edizione italiana di Fancy Lala. Bellissimo, bellissimo anche questo. In questi anni sono nate tantissime fiere, oltre a quelle storiche che ricordiamo essere Lucca Comics and Games, che si svolgeva a Lucca, e Expo Cartoon, che si svolgeva a Roma. Ce n'erano tante altre minori sparse per l'Italia, che poi sono diventate sempre più importanti, come anche quella di Napoli, quella che si svolge a ridosso dell'Etna, Etna Comics in Sicilia,
diciamo, quelle che erano piccole fiere del fumetto e dei games, perché diciamo il materiale magari non era neanche tanto sufficiente a riempire veramente padiglioni interi. Poi con l'aumentare del merchandising, dei fumetti e quindi dei manga, aumentare dei DVD, perché poi dopo la seconda metà degli anni 90 hanno cominciato a diffondersi molto più delle videocassette, i DVD, e quindi i DVD con le serie complete, quindi molti mettevano 3 episodi per ogni DVD, quindi serie complete da 10 DVD, 15 DVD. Poi si sono imparati, hanno cominciato a mettere più episodi per ogni DVD, e quindi un cofanetto con 3 DVD c'era tutta la serie. Quindi diciamo che poi con l'avvento del Blu-ray, sempre più serie sono state pubblicate e rese disponibili al pubblico, non solo su reti televisive, ma anche a livello casalingo tramite dei lettori casalinghi, come può essere un lettore Blu-ray o un lettore DVD. Vedete, qui si comincia a parlare anche di cosplay. Vedete, il fashion e il cosplay è qualcosa di bellissimo, andare per le fiere di fumetto e vedere a che livelli siamo arrivati in Italia con il cosplay. Veramente molti ci paragonano al Giappone come abilità dei cosplayer italiani. I cosplayers italiani mettono una cura maniacale nella creazione del proprio costume, quindi tanto di cappello, un sacco di complimenti ai cosplayer che partecipano a queste fiere, che indossano vestiti sempre più curati nei minimi particolari, sempre più somiglianti alle eroine, agli eroi che poi stanno dietro allo schermo. Ok? Guardate che cosplay. Qui ovviamente se andate su internet e mettete cosplay vi escono talmente tante foto. Ovviamente il costume, dei costumi più iconici, non ha a che vedere niente con i cartoni animati, ma è quello di Iron Man, che l'hanno fatto in tutte le salse, tutte le varie armature indossate da Iron Man nel corso dei vari film, realizzate stando attenti ai minimi particolari, veramente qualcosa di spettacolare. E ovviamente vedete anche che c'è gente vestita da Yu, da Crimi, da Toshio. Vedete qui addirittura Crimi e Toshio, poi c'è pure Yu di qua, no, veramente, veramente spettacolare, Quindi andate a prendere questa rivista, perché tra l'altro queste sono immagini altamente selezionate, molto molto belle, anche se poi internet, come vi ho detto, è pieno. Magica Doremi, streghette pasticcione alla riscossa. Magia Doremi. Non mi ricordo bene questa sigla perché l'ho vista poco. Ogni tanto c'è uno sfarfallio dello schermo che lo vedo anche io. Sto vedendo se si vede anche, però è uno sfarfallio istantaneo, quindi non dà fastidio. Tokyo Mew Mew, amiche vincenti, un super gruppo contro gli alieni. Vedete? Mew Mew. Questa sempre sigla cantata da Cristina D'Avena, Mew Mew. Bellissimo, bellissimo, pienissimo di informazioni questo numero, Oh, le favolose Witch, non si poteva non parlare delle Witch, le maghette tutte italiane. Vedete? Anche nei parco giochi facevano il loro ingresso per tutti i bambini e le bambine, le maghette Witch, ok? Proprio perché è una cosa tutta italiana. Vedete, questo è il logo originale Witch, vedete? Bellissima, comunque rivista veramente d'applauso questa, piena zeppa di contenute, magie ed intrecci sentimentali, streghe per amore, vedete? Bellissima, bellissima rivista, bellissima. Complimenti, complimenti a tutti quelli che ci hanno lavorato. Sugar Yun, streghette spezzacuori. E qui andiamo a calcare un terreno che io non conosco, che conosco anche poco, molto poco o pochissimo. Ok? Infinite Pretty Cure, le maghette dei record.
Come sapete io mi fermo proprio al 31 gennaio 1999, c'ho un problema proprio. Madoka Magica, il lato oscuro delle Maciocco. Vedete? Ok, noi andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Una Maciocco in carne e ossa. Kirsten Dunst ad Akihabara. Spero di aver letto bene perché qui. Mettete insieme un artista giapponese, un'attrice americana, il quartiere di Akihabara e le Majoko e avrete un curioso videoclip manifesto del movimento otaku, qualcosa che potrebbe accadere solo a Tokyo. Che poi Kristen Dunst non è quella che ha fatto Spider-Man, non mi ricordo bene. Io purtroppo per queste cose, vediamo un po' se qui c'è scritto. Regno un nuovo progetto. Boh, comunque andiamo avanti perché non è questo il centro. Oh, maghette dappertutto, dal 1970 ai giorni nostri, vedete? Noi ancora non ce le siamo dimenticate tutte queste maghette. C'è anche Ela Supergirl qui. Questa è Ela Supergirl. Ela Supergirl, ragazzi. Ela Supergirl è bellissima. Andiamo avanti. Ai giorni nostri ancora non ce le siamo dimenticate. Siamo alle ultime pagine. Guardate, vi faccio vedere anche queste ultime pagine. Siamo addirittura di arrivo. Abbiamo sfogliato i manga delle Majocco, ultime tendenze. E stanno uscendo ovviamente. Stanno facendo anche le ristampe di quelle che sono state stampate negli anni 90. Hanno ristampato anche i Crimi per dirne una, va bene, però guardate, ovviamente con una qualità molto superiore a quella che eravamo abituati. Oh, che bellissima immagine, questa ve la devo far vedere, tanto si trova su internet questa immagine di You. Guardate che bella immagine di You, qui c'è pure Evelyn. Vabbè, ve le faccio vedere tutte, va. Eccole qua, e qui sopra c'è un indice in base al nome della maghetta. Ok, però You merita un. Vediamo se riesco a fare proprio un primo piano, sì, vedete? Tra l'altro non riesce a mettere a fuoco perché l'immagine è perfetta. Vediamo se vi faccio vedere i primi piani anche di queste altre. Ok, rimettimi a fuoco, perfetto. Mi ha subito rimesso a fuoco. Ultima pagina, ma non finisce qui. L'enciclopedia dei manga e degli anime torna a ottobre con un nuovo volume dedicato ai robot giganti. E vediamo qui c'è un grandioso Zambo 3. Zambo 3, stavo dicendo Titan 3, invece quello c'ha la luna, quindi è Zambo 3 con Gordian. Questo è Gordian, vedete? Questo è Gordian e questo è l'indimenticabile Zambo 3, uno degli anime con il finale più triste che io abbia mai visto, però proprio per questo è rimasto, diciamo, nei nostri cuori, nei nostri ricordi. Ok, vi faccio rivedere la quarta di copertina di questo numero speciale così bello, così fatto bene, così curato, se vogliamo, bellissimo, bellissimo. Vedete? Enciclopedia degli anime e qui il club delle maghette. Vedete? Il club delle maghette. Ok? Il club delle maghette, Crimi e You. In prima pagina. Quindi se andate in edicola, ovviamente anche questo mi pare costa
12,90, 12,90 esattamente il prezzo uguale a quest'altro speciale, ok? Dedicato a Mario, Super Mario Bros. Super Mario, insomma. E quindi questo è il club delle maghette. E come abbiamo visto sono trattate tutte, quasi tutte quelle con cui noi siamo cresciuti, noi degli anni 70 intendo. Quindi questo era il secondo speciale dedicato a Sailor Moon, Sailor Moon e le altre magiche combattenti, e questo era lo speciale dedicato ai robot giapponesi. Ok? Ok, siamo arrivati all'epilogo di questa live. Io vi dico che sto lavorando ad un nuovo progetto che vedrete nei prossimi giorni. Spero entro la fine della settimana di avere almeno una preview di questo nuovo progetto a cui sto lavorando. Vi invito comunque a visitare e a far crescere i miei canali. Mi trovate come sempre su YouTube, ma sono attivo anche su Instagram, su TikTok, sono attivo su Facebook, su Twitch un po' meno, faccio solo queste live, le mando anche per un archivio mio personale su Twitch. Per esempio la scorsa live, se non avessi avuto Twitch non avrei potuto più recuperarla, perché YouTube me l'ha spezzettata in tanti pezzettini, l'ho dovuti mettere tutti, cancellare tutti da YouTube e mettere quell'unico pezzo che era su Twitch, l'ho ripubblicato su YouTube come unica live, per intenderci, quella dedicata a Mario, ok? Quindi a questa rivista, ok? Tanti complimenti a tutti quelli che hanno lavorato a questo numero di Enciclopedia degli Anime, numero speciale di Anime Cult, edito da Spray Editori. Quindi tutti quanti, non mi metto a leggere tutti quelli che ci hanno lavorato, che tra l'altro dove stanno scritti, vabbè, sotto ogni articolo c'è scritto di chi è, però dovrei andare a vedere poi articolo per articolo, qua sotto c'è scritto, ma comincia a diventare un po' un problema. Ovviamente già è uscito, e io ce l'ho, ovviamente l'ho preso, lo speciale volume 2 dedicato a Bim Bum Bam, ok? Quindi il volume da collezione Bim Bum Bam Story con il CD allegato in omaggio, perché costa 12,90 € compreso di CD, ok? Quindi il CD praticamente è in omaggio, ok? Quindi bellissimo, bellissimo questo delle maghette, complimenti. Andate a visitare il mio sito www.classe74.it, dedicato a tanti oggetti in vendita su Amazon, però categorizzati secondo, diciamo, i miei criteri. Legolando.it è un sito molto simile, però dedicato ai Lego. StarWarsStore.it invece è un sito enorme, grandissimo, devo ancora aggiornarlo, purtroppo con la rottura di un hard disk da 5 terabyte che avevo io, purtroppo è andato perso il sorgente di tutti i siti, i sorgenti di tutti i siti che io gestivo sono andati persi. Sto cercando di rifarli anche in modo magari un po' diverso, però ci vuole tanto tempo. Io all'epoca nel 2021, a cavallo del 2021 e 2022, ci ho messo veramente tanto tempo a fare quei siti, quindi sto aspettando un attimino prima di rifarli, che siano lanciati correttamente, che abbiano, diciamo, un certo numero di accessi per poterli poi rendere più moderni. Per adesso sto lavorando ad un nuovo progetto e vedremo come va. Se va bene sono più contento e sono più motivato per portare avanti questi siti. Un sito a cui sono molto affezionato è renijstore.it, pieno zeppo di materiale per DJ, ci potete trovare i giradischi con trazione a cinghia e a trazione diretta divisi, le console per DJ divise tra quelle stand alone che non richiedono PC e quelle che invece sono slave di un PC, bisogna attaccarle via USB a un PC. Ci troverete i lettori CDJ divisi tra quelli che leggono anche CD e quelli che invece non hanno più il lettore CD ma leggono le pennette, le schede SD e i file MP3 praticamente.
Poi c'è il mondo del vinile.it, dove ci troverete tanti vinili, tutti categorizzati, divisi in musica italiana, musica straniera, picture disc, dischi colorati, dischi autografati, prossime uscite. Anche c'è un quadratino in basso a destra, cliccatelo, lì ci sono le prossime uscite. Le prossime uscite hanno un punto di forza, che se uno le compra nel momento in cui, magari anche 2 mesi prima, se durante quei 2 mesi anche una sola offerta giornaliera le porta 2, 3, 5, 10 euro sotto il prezzo, voi lo pagate al prezzo minimo che è arrivato quel disco, quell'oggetto, quello vale per tutto su Amazon, che avete ordinato diverso tempo prima. Quindi anche se quell'offerta vale un'ora sola, voi lo pagate il minimo, prezzo minimo garantito da Amazon. Ok? Detto questo, non mi resta che salutarvi. Vado come sempre a cercare la sigla che è Reni Tunes, ok? La sigla, e vi do appuntamento alla prossima live, che ripeto come sempre non so quando sarà, non ne ho la più pallida idea. Appena ho 5 minuti senz'altro farò una nuova live. Sono le ore 12:42 di questo lunedì 21 agosto 2023. Anche agosto piano piano si avvicina alla fine. Va bene, io continuerò sempre a fare queste live. Troverete, non so se farò altre live sulle cassette, adesso io piano piano finirò di archiviare queste qui, ma poi ho in mente di fare tante altre live di tante altre cose, sempre inerenti però cartoni animati come Reni Toons, musica come Reni J, retro gaming e retro computing come Reni Retro. Quindi questi 3 macro argomenti saranno sempre rispettati sul mio canale. Ok? Grazie mille, se vi piacciono questi contenuti pensate a mettere un like a questo video e pensate magari anche ad iscrivervi al canale, che non mi dispiace, insomma. Grazie mille a tutti di nuovo, buona giornata, buon pomeriggio, buon pranzo a chi va a mangiare. Ciao a tutti, grazie!